Si arricchisce di particolari l'operazione Criminal Drinks illustrata ieri in procura ad Agrigento alla presenza del procuratore capo di Natali, dell'aggiunto Fonzio e del sostituto Maggioni. Uno dei cervelli della banda era stato individuato in Francesco Cimieri, 53 anni, calabrese, residente a Londra. È stato infatti ammanettato il giorno dopo il suo matrimonio in Calabria. Il matrimonio, secondo il PM Maggioni, è stata l'occasione per intervenire perché l'indagato era in Italia. Abbiamo pensato di far scattare i fermi dandogli però il tempo di celebrare le nozze e proprio Cimieri, secondo Maggioni, è stato bloccato prima della partenza per il viaggio di nozze. L'inchiesta Criminal Drinks ipotizza una presunta organizzazione che attraverso la realizzazione di falsi depositi di prodotti alcolici avrebbe evaso accise e imposte per 70 milioni. Gli indagati dell'inchiesta sono 45, mentre 16 sono le persone fermate e 2 i latitanti. L'operazione è partita da Favara, coinvolto un cittadino belga, Sebastian de Mesmen, e l'architetto di Favara, Antonio Crapanzano, che ha affittato il magazzino al belga per la sua attività di import, attività che invece non ha mai visto neanche un litro di birra giungere a Favara. La quantità di ordinativi era tanta e tale che tutta Favara sarebbe stata inondata di alcolici. Da qui nasce il sospetto dell'Agenzia delle Dogane di controllare i luoghi, ma nessuna attività veniva notata in zona. Tra coinvolti dell'operazione anche un tecnico di Campobello di Licata, Thomas Magri, nato a Bergamo ma residente appunto a Campobello di Licata. Un ruolo importante nello svolgimento delle indagini lo ha svolto insieme agli agenti della dogana la Guardia di Finanza, come ci ha illustrato il capitano Stilian Cortese. Voi siete stati impegnati in prima linea nell'indagine, un'indagine che parte da Favara, interessa diversi centri italiani ma addirittura anche all'estero. Sì, assolutamente sì. L'indagine nasce a Favara con l'istituzione nella fine del 2014 di un deposito fiscale che poi è risultato essere fittizio, sito proprio a Favara. Le nostre indagini hanno permesso di ricostruire un'organizzazione criminale particolarmente estesa che riusciva a replicare questo schema criminale, cioè l'istituzione e la formazione di un deposito fiscale fittizio in cui falsamente si simulava arrivassero delle merci che invece venivano vendute completamente in nero, senza pagare né accise né imposte dirette né IVA, probabilmente nei paesi d'Europa dove è molto più alta l'aliquota accisa rispetto a quella italiana. Le investigazioni, dicevo, hanno permesso di ricostruire l'intera organizzazione criminale che con velocità replicava questo schema e abbiamo chiuso diversi centri, 6-7 in tutta Italia, di quelli operativi, più ce n'erano alcuni dormienti pronti ad essere utilizzati immediatamente. Le indagini hanno permesso la notte fra sabato e domenica di arrestare, grazie a un decreto di fermo spiccato dal magistrato inquirente, 16 persone su tutto il territorio nazionale. Il decreto era per 18 persone, le 2 che mancano sono residenti all'estero, una in Belgio e una in Olanda, e pertanto non è stato possibile in questo momento trarle in arresto. In tutto gli indagati però sono 48, pertanto l'organizzazione criminale è molto estesa. Le indagini hanno permesso quindi di ricostruire il grande volume d'affari. Considerate che l'operatore telematico, l'ultimo anello della catena, uno di questi arrestati, lo abbiamo trovato in possesso di circa 40.000 euro in contanti. I 2 domini dell'organizzazione invece hanno guadagnato negli ultimi 2 anni circa 2 milioni di euro a testa. L'operazione, dicevo, è scoccata alle prime ore di domenica perché era quello l'unico momento in cui eravamo certi di fermare contemporaneamente in Italia i 2 domini dell'organizzazione. Uno perché residente sempre in Inghilterra e momentaneamente in Italia per sposarsi. Da lì a breve, probabilmente già oggi, sarebbe partito per gli Stati Uniti e da lì non sarebbe più tornato. Questo ci dicono le intercettazioni telefoniche. Perché? Perché l'organizzazione si muove e gestisce i suoi depositi telematicamente, pertanto si può delinquere da qualunque luogo del mondo. Era l'unico momento in cui avevamo lui e la fortuna ha voluto che in quelle ore fosse in Italia anche l'altro maggiore indagato, che era in Italia, in Puglia, per motivi personali. Pertanto in quella fascia temporale ci è stato permesso di fermare contemporaneamente tutti e 16 e catturare tutti e 16 le persone per cui era stato spiccato il fermo in Italia.